Saluda a todos e benvenidos a Contanos, un podcast che pertocca cale si sia questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una questione che l'aggrada, risponde da unas cantas preguntas e nos consiglia pure qualche libro e leggere. In cada paese o nazione del suo mondo che sia, cada artista che siccome hanno aperto andala nosa, i sarte e le scuole artistiche di questo luogo sono calcolati differenti dai suoi atteros. Sono i pionieri, siamo a narrare di una moda nuova di vagerarte. Pensiamo a narrare a ciò che ha fatto Proust, il suo romanzo francese, o a Kafka e tutto, che abbiamo trattato con la dia e puntata. Ma vinza atteros. Lorca può narrare la poesia spagnola, Nazik Malaika e la poesia araba e Ibsen sul teatro norvegese. In la letteratura sarda dei suoi ultimi 50 anni, a parre meu, il romanzo di Sergio Azzeni abbarrano una prenda di stile e di originalità che non tiene paragone ermeda, che romanzo scommente a Passavamo sulla terra leggeri, prondimento vare uno che mi piace meda, a mistura sa tradizione orale sarda con un linguaggio moderno e sperimentale. Zalisco a narrare che Passavamo sulla terra leggeri è steso pur mainstream, ma altro romanzo suo spuru non sono a manco, se pensiamo su narrare il quinto passo e l'addio, si può narrare che ha baricato un'immagine folclorica e immobile di Sardegna, che ha contato sul luogo suo, sta a narrare la città di Castello, come una realtà storica, urbana, mediterranea, con i suoi triboli e con i suoi problemi suoi, atteso dai con l'immagine idealizzata di Sarvidas o delle campagne sardas. Può comprendere in mezzo l'importanza di Azzeni, che non sono esperti e ne ha poi studiato sul romanzo suo, oggi mi faccio una ragionata con Giacomo Casti. Giacomo, medare di voi l'hanno a conoscere, vive in Sardegna e traballa di sul mondo della letteratura, del suo teatro e della musica. È regista e attore, poi antas teatro di Santisparau, è stato il suo direttivo della fondazione Giuseppe De Sì e ha fondato il socio Surmò, che cada anno, dai più di 20 anni a Como, apparizza sul festival Marina Café Noir in Castello. Con Giacomo Casti è questionammo della vita di Azzeni, della pizzinia e gioventù de sua, e a posti spuro del suo romanzo, dei suoi temi che trattano e dei impatto antento in letteratura sarda contemporanea. Tenete vos conto e istentate vos. Tanto Giacomo Casti io è entrato a contarnos a nos contare di un argomento che mi aggrada da me una macchiatura e che è Sergio Azzeni, scrittore. Salute Giacomo e bene, parimus. Saluto Alessandro, narrò bene, può non stentare troppo, ma dai, già non si lamentavo. Eia, l'importante sta stare bene, dai, l'importante sono contento in me da chi ha passato di venire a questionare, sono contento in me da chi sterrimus questa questione che mi aggrada e che cherzo imparare pure, che pare gai, ma ha letto sul libro di Sergio Azzeni e dopo ha resonato con gente, però la verità è che non esco belle nuda. Non disco poi quando questionammo ma non deve tu, ma in generale, penso, sul mondo, non manco in Sardegna, in tutto, quando questionammo di un romanzo, la gente vuole sempre rischiare chi è da descritto e chi è da descritto dei nuovi via. La gente vuole descrivere in nuovi nascido, il scrittore quando è nascido, in che famiglia è nascido, che studio ha fatto, che triballo ha fatto. Non dico se è importante questa cosa, però Nambus chi è una cosa che costumiamo belle tutto. Se per questo la prima pregunta che di Gerzovagher è proprio questa, contanos chi è via da
Sergio Azzeni, prima di cominciare a ragionare dei suoi romanzi e dei suoi temi, ma chi è via di su, contano la vita sua, si scarica cosa pure della pizzinia, di costumi, in noi via creschidu, e appusti pure sono luoghi in noi abbividu e dei suoi traballi che ha fatto. Questa bella questione, cussa de si preguntai e cercai di comprendi sì, sul luogo in noi un scrittore, ma un musicista pure, nasce, è determinanti oppure fondamentali, poi comprendi su traballo de un artista, sa qualità di sua, i saccappius, no? Che poi tendi con sul mondo geografico dei noi s'artista da ripata. Devo creare, ma forse sì, come dirai, devo negoziare pure questa questione, in sul senso che ci fonti autori, sì, scrittori o artisti sai ci manno che forse ci davanti a disoricai sul logo e su tempo in soro. Tocca a noi abilità però che possa aggruppati dei scrittori sì, e devo credo che comprendi dei noi arribanta e su tempo tornare e sul logo sia una cosa di davvero utili poi cercare di comprendere in profondità. Dopo sempre pensavo che non è che ci sia da una lettura giusta e una sbagliata di un libro o dell'opera di un autore. Credo che di davvero che ognuno di noi tenga d'ogni diritto de si operai proprio su gusto de su chi è leggendi e de su chi è comprendi. Nao gusto però che na dudasa uno commenta a Sergio Azzeni tu vuoi comprendi e tu vuoi collocare bene chi conosci bene su tempo su poi te devo sempre pensavo che Azzeni sia due scrittori metagenerazionali e sul logo su chi è sa Sardegna ma è massimamente Castello poi devo ci riesce a pensare a quattro scrittori che ha dedicato tutto questo tempo e tutto questo tempo di qualità a contare Castello. Posso aggiungere subito un'altra cosa, io non sono né biografo né critico di Sergio Azzeni, io forse po' questioni appunto anagrafiche e del logo c'è uno dei stanti sì, che si punti stati influenzati leggendito su questo libro posso chi vai e commenti attori potevunai e commenti autori potevunai e commenti organizzatori e forse se ancora di più commenta uomini che vive in Castello e quando cicca di Castellai a sa città di sua da Castiata con sa commentirai con sa consapevolezza che c'è stato un scrittore di avere dottato come ti stetti Azzeni che mi ha aiutato a comprendere sul luogo in noi vivo. Questa di sicuro è una cosa che di deppo a uno commenta a Sergio Azzeni e creo me da commenta a me. Sul fatto che sa vita di Azzeni è stata aici cruzza, secondo me non dà permesso di scrivere sul libro chi forse sì già podia essere stato sul libro di Arragodai di Aderos, il suo Paese d'ombre, poi si comprendi, no? Poi questione di Giuseppe De Sì o il suo Il giorno del giudizio. C'è un capolavoro che narri tu e che magari non è stato arrivato a comprire. È opinione personale, è pure what if, no? Come ti narrano in inglese, cioè è tua supposizione, però di Augusto poi ti sta ragionamento mio e questo. Poi comprendi sa qualità, sa complessità e sa ricchezza di Sergio Azzeni. Non c'è stato un libro uscito, poi di custe sul libro di Azzeni. Devo uscire che a me la gente pensa da passavamo sulla terra leggeri. Secondo me, poi comprendi bene Azzeni e commenti che tu devi considerare è l'apologo, è il figlio di Bakunin, è il quinto passo e passavamo finza sa bella mariposa, commenti patti de sa propria opera. A di aderos, non è scelti una vezzosità
Devo credo di adero che fia traballenti in un tretto meda bello, meda interessante. Linguisticamente, questa cosa più interessante forse è bella Mariposas. Commenta a struttura, po' su gusto mio, non ti esprimo d'un libro su gruppo biografico ed è sicuro il quinto passo è l'addio. Passavamo è sopra ambizioso, di sicuro. Ed è di tornare a pillu u epica che non esiste, che è storicamente attendibile vinza a pagina 2 narauso. Ma è potente. Sì, forse voi in Sardegna ci vi ha bisogno di un libro di Aici in Cussanus. Siamo su questionendi de documenti da Biudeu de Omi de Casteddu. Nasciu in Caputerra, non in Carloforte. In Carloforte moridi. Nasce in Caputerra, poi a San Mamma in quell'epoca, in su 52, traballando come allevatore in Caputerra. Ma poi di torna subito in Casteddu. Issu, finza a quando nos indestandau de sa Sardegna, abbiviu sempre in Casteddu. Tranni 2 anni, sempre con su traballo de sa mamma, che via torranai ostetrica, levadora, e ad andare come allevatora in Orgosolo. Quando isso tenia 12, 13, forse finza a già a 14 anni. Quest'anno, in effetti, po' a Zeni, punti stati un meta formativo. Poi a Bivio, o a Sardegna, ed a Bivia in... come ti quando si facendo così devi picciocco, no? Funti anni formativi, cudo tipo di Sardegna, cudo tipo di come ti aria che da respirare in Orgosolo, gli esteti a de importo voi su, questo è. Quanto sono tenia da quando via in Orgosolo? Ti da punao 12, 13 anni, non de bruso. Credo che abbia fatto forse gli ultimi 2 anni di scuola media e poi è tornato in Castello, però con due esperienze piuttosto ruda, no? De altro tipo di ida, poi Orgosolo de Gussanus che non fia manco Oxford, insomma, è un luogo in cui si è nato su 52, siamo sfagliando 64, 65, sì, ma infatti sì. Io attento sempre a mantenere in suo tempo amicanze in Orgosolo. Io tenia ottimo rapporto con Peppino Marotto, è stata una figura manna in Orgosolo. Poi, da che sono sparadeso, tengo pure su mito di Orgosolo, poi ti impara Santo Sparao, è stato sul logo del suo muralismo, e ci sono stati in tutti gli anni 70, con gente in mezzo per un anno di me, influenze reciproche, e so, c'è tutto simbolicamente pure, Orgosolo la barra d'un logo voti di Sardegna. Questo di sicuro da cutto a Zeni, a Piccioccheddu. In Augusto però io abbiviu un'esperienza eminentemente caglieritana, eminentemente castedaia, poi ti ha fatto in questa scuola, fia da PT, una delle figure carismatiche dessa FIGC, dei giovani comunisti di Casteddu, su Babbo Puru, Licio Azzeni, è stata una figura manna. Licio Azzeni, via do Guspinesu, sindacalista, de a Callone Tambutus, come si narra tecnicamente, e tenia a capo su fottisi con tutto il mondo del suo comunismo sardo, che via da macchina a voti negli anni 70, anni 80. Io sono di beni de gudo tretto, de gudo arrasto. Poi tu sai che pure un malamenti, poi frustrazioni sue, poi te figlio di una generazione che crea meta in quel mondo, e poi arriva agli anni 80 e si indaga tanto che sul mondo è sempre più complicato come ti pensavo noso. E in questi anni, a metà degli anni 80, io decido di desegare tutto, di lasciare, potevo andare figli e mulleri in Casteddu, mancai attenti sempre un rapporto bellissimo in suo tempo, ed in cui batti un'esistenza rabonda di una decina di anni in cui a pago ci davai a essere condotto come scrittori. E poi di morridi che accade 43 anni. E questa è la biografia, poco da sempre pensata a te. Grazie. Dunque, ho imparato la prima cosa che noi schia per Sergio Azzeni. Primo che io ha sempre vivuto in Casteddu. Prima di tutto che via di Casteddu.
e questa cosa del capoterra barra Carloforte barra Orgoso lo suni parentesi pure un po' di munnarrere annoso, una paia e annoso, però poi tornava sempre a Castello. E poi che ha sempre vivido in Castello e chi vizza s'opera sua, come te misennande, via da un'opera casteddarza, potremmo narrare, si via si influenza della città de supera s'opera sua e poi tu misennande si influenza adesso opera sua, vinza super città de Castello, che è un scrittore che ha cambiato poi questionamo che ha cambiato la letteratura sarda. Ascolta, sempre Sandra de sa biografia sua, su quando ha cominciato a scrivere e a pubblicare pure, a ti da mente, sa? Pogato di Sciudeo, ad esempio, in suo senso che prima abbiamo dato di fiato figura brillanti in suo mondo politico dei giovani su De Castello, ma via dalla figura brillanti, poi via si è fatto conoscere da subito un momento una pinna buona meta, scrivia da subito. Io credo che il suo primo pezzo giornalistico l'ha fatto a 14 anni. E sciù pure gusto, che finza a 25-30, su chi pensa de va in sa vita isso, via su giornalista. Questo tenia come obiettivo. Poi ti ha sempre fatto gusto. In qualche maniera, io credo che brinta a doppio passaggio si idea de vai su scrittori. E sto a maniera pure può cercare di distillare frustrazioni di questa professione giornalistica. Poi te tenia ambiziosi, io via come dire, consapevole de suoi potenziali che tenia. Pure poi gente in meta, du considerata a pramo de mano, no? Fiato uomo è rispettato come giovani intellettuali. Circa da vai il suo quinto passo è l'addio, il suo questione è su biografico questo libro. Non so che ti dà racconta, c'è Ruggero Gunale che va a questo concorso Rai, tutto questo è biografico, è sa vita di Azzeni. Isso ci via da varrà un male in meta del noi si vince questo concorso. Poi ti aveva convinto che aveva, e io credo a ragione, che aveva su più meritevole. Certo che si merecia, però sta barrau Kai. Questa traiettoria, si chiede se questo di cominciare giornalista, pensa a pizzin meda e da sa pizzinia scrivendo per sul giornale se dopo vivo pensa in un altro argomento che abbiamo toccato su podcast e che è Savida e Gramsci che è su pure quando si chiama da Castello podia attendere degli 8 anni o degli 9 anni ma poi pure prima di tramudare a Castello mandava ad articoli su Unione Sarda già tipo su 1910 1911 mi pare un bello parallelo. Poi questa gente che comincia a scrivere a pizzino meda si vede chi scrive che la grada ma scrive finza che come te sentite due ha compreso chi è bravo ha compreso chi ha pure la capacità di scrivere non è tutto infatti sì. Dunque la risposta a questa pregunta è chi sa sempre iscritto sia come giornalista e appunto come romanzo su primo romanzo suo in che anno essere Che mi ha raccontato bene in 86, l'apologo del giudice bandito. Tocca da noi che prima ci via stettiu o fiabe sarde su traballo che ha fatto con Rossana Coppez, che via Samulleri. Ha fatto un traballo buono ed importo. Gli hanno applicato questo repertorio narauso etnografico che ci via in Università di De Castello, dai contos, mi pare un certo Buttiglioni che ha fatto un traballo de cernita de contus e contigetus de Sardigna gli ha mandato come dire traballatori andi recuperai contus e contigetus che a isso sreviata non tanto dal punto di vista come dire letterario e neanche delle tradizioni popolari dal punto di vista linguistico. Isso gli ha fatto un traballo di mappatura linguistica. Sul fatto però che a questo conto su pianta bello, su pianta buono, pianta rappresentativo, su questioni di conto, de contos e contigedos, popipius, o cudus che naramos de vorredda, de voghile, no? Mancai po spantai pipiedus a piticus, cudo tipo de contos. E Rossana e Sergio, du su spicanta, du su traballanta, e di essere un libro bello che è ligio e apprezzato oi puru. Una regolida de contigetto, suonamos.
Fia Bessarda mi pare che si zerria proprio. Mo non lo tengo a mano, ma mi pare che a suo titolo vi accuso. Chi mi ha raccontato bene è la prima operazione editoriale con due editori seri, in cui di essi su nomi di Sergio Azzeni. Poi passano a varica di anni e Sellerio, che a metà degli anni 80 fiata già o editori che si facendosi conosci, in sa figura di Elvira Sellerio, che via sa editrice, legge di questo manoscritto che questo Sergio Azzeni di ha mandato, questo picciocco de 30 anni, e di là questo mi piace, questo do pubblicavo. Ed in cui inghizza da s'avventura editoriali nazionali italiana di Sergio Azzeni. È il bello che andavo innanzi che abbiamo cominciato a resonare este che ha descritto Sergio Azzeni giuni battoro o kimbe romanzo chi però lo spodis pure leggere commenti a un'opera unica vado un ligammene entra tutto questo libro entra tutto questo romanzo bella questa cosa e poco di che fare un'altra pregunta caleste su ligammene intra questo romanzo, ma vinza sa quali sono i temi che accattiamo o su tema, si vuole, o so temi che accattiamo in so romanzo suo. E in pruso vinza sa i tende pesas tue di questo tema di questo tema e poi te t'aggradano, poi te ti praginti so temi del romanzo di Sergio Azzeni. Ho bella varie che pregunta, sa forse potevo incominciare dess'ultima. Ti posso unare poeta a Pitticco quando avevamo vicino de 20 anni e Molligio sapremo 20 o 22 anni e Molligio sapremo 8 apologo del giudice bandito poi mi via Pragiumeda ed in cui a posichio a cercare del ligito su chi mi capita da mano e su fatto che po sapremo 8 sa letteratura sarda che devo conoscemo già prima, commentato su De Sida, Ledda, Sata, mi questionava di adero. Poi sapremo volta o autori, mi varia che, come dire, tenia su proprio gusto mio, poi cose, poi c'ha pure ligio a intro, e sì, qua ligio a intro del suo mondo di Azzeni, su cinema, su fumetti, sa musica, un certo tipo di struttura narrativa sgamba potevano no o vaghedo a movimento che deo che seu figlio di altre generazioni rispetto a cosa di Azzeni tengo forse ancora di bruso a pizzo mio poi è in sa formazione mia ma è questa generazione potevano che ha di regalato a sa mia questo tipo di esperienze li gendido mi varia che a tutto gusto che mi piaceva a questo scrittore pure e ancora de bruso forse vi ha su fatto che contata logos che da conosciamo poi che tu ambienta sulla storia su 1492 in Castello del Suso ed è un logos di sconosciuto scio come a collocare questo mondo e questa cosa che dovevamo picciocco mi piace a meta mi ha fatto proprio questa cosa giusta per me poi devo benemo del suo punk in qualche maniera insomma sul mondo culturale di formazione mio sta capiamo me da questa musica e a suo punk e poi è sto un gioco di vuedo però ti posso dire in qualche maniera devo ci aggattiamo qualche cosa di punk in questo tipo di scrittura e per questo di now mi varia da che mi questiona di adero con da cosa poi ci via da un'idea de sociedadi che via da iesti sa mia puro c'è sta sorta de mentinai canto dei spovrus in suo traballo su canto de sa gente de s'arruga in suo primo libro tu intendi in meda no o su manco devo marragodo che questa cosa devo intendia questa lotta al potere e questa cosa mi piace a meta e mi piace dove e mi piace che ci sia nei libri su che devo leggere questo tipo di attitudine e scusto sul ligammene che tu accattasa in tutto il romanzo suo in qualche maniera devo emanare carei poi ci punti a altra cosa pure certo questa secondo me è una cosa che non si può mai continuare sciolli con sicurezza
noi uso inghizzare questo ragionamento, tu hai fatto una pregunta futta, questionando a pizzo dessa questione geografica. A Zeni tenia documenti obiettivo, uno dei obiettivi sia questo de contai de Sardegna. Non scelti de Castello, da now, e stati già una dichiarazioni de traballo, forse pure ironiche in qualche maniera, ma io credo pure con qualche veritati. Cioè, su fatto, io sono una rata che appartiene su tempo a cercare di contare di ogni luogo di Sardegna, di ogni agente di Sardegna. Naturalmente, che cazzo tu vuoi fare? Nessuno tu vuoi fare su tempo e su chiesti. Si idea però fia brillanti e partia secondo me è un'evidenza. Cioè, su fatto che a Sardegna è pago contata. Manca negli ultimi anni su che tu potevi dire che cosa conti cambiata, ma finza ai anni sul 90 questa stagione de contatori fia più, ancora più orali, fia ancora più omerica, fia più legata magari sul mondo dessa cantata o dessa improvvisazione poetica, che appunto il mondo che devo conosco più spago, poi geograficamente che devo che sono campidanese e Castellaio non fanno patti in due maniere i cifotti dessa esperienza mia. Tinaro, vizza su un'altra cosa. Cioè, sono resonante con te, così sono pure pensando su chi sei nato. È il bello che tu e lui commenta uno scrittore castellardo, no? Io non ho mai pensato. Poi, leggendo il romanzo, tu è mescamente bella, scusami, il quinto passo dell'addio, ma pensa la bella mariposa e la carta la meta città di Castello. Però posso narrare, essendo che sul primo libro che ha letto, passavamo sulla terra leggeri, e la poletto vinza a forse da che 8 anni o da che 9 anni con un spirito tinaro che zavaula con un spirito indipendentista con un spirito vinza radicale, no, a considerare è radicale comunque su pensamento politico e vinza in tutto su chi va Savine la povido vinza anzi sì me da commenta un scrittore sardu ma de tutto a Sardegna si custa via s'ambizione sua, no, de contare tutto a Sardegna secondo me ne resessiu all'uvagare passavamo sulla terra leggeri prur de attero romanzo che poi depe sponne pure in mesu come te da ponau sa lettura mea, no, ego commente a po' leao in mano questo libro con questa idea, cioè i skin de finza dai prima di cominciare chi mi dai considerato gente indipendentista questo romanzo non fia de badasa però secondo me resessio in questo a che girare l'ambizione sua, no? a descendere questo discorso de contamus a Sardegna che ha paccattato tutto a Sardegna in questo romanzo e penso in me da satero spuro poi dipende pure da persona a persona pro questo colamos a un'altra pregunta chi este vinza scusta capiada sa chi da povato come chi este magari pare una pregunta scontata no? Una pregunta retorica però ti da fazze tutto chi este sono libro de Azzeni e in questo lo potremmo pure capire a su cinema sardo volendo no? Che in un'altra puntata abbiamo ragionato di cinema con Tore Cubeddu e Tore Cubeddu nada i suoi anni 90 e due a mezza questa stata la nouvelle vague del cinema sardo, no? Gente che ha contato la Sardegna a una maniera completamente nuova però penso che la letteratura giovende chi so hanno su un curso sa Savine Pau Prusammancu sono libro da Sergio Azzeni hanno aperto un'andela nuova in la letteratura sarda, no? E chi ha posto di issu è scambiato tutto ma di aici a beru tu a beru considera che è un'andela nuova una cosa che ha segato, no? Entre uno innantisi e appustisi da Sergio Azzeni e scambiato non che issu ha pubblicato il romanzo suo ma che scattera gente poi chi dosalligioso e chi sta influenzato a Savine ha cambiato la maniera di scrivere. Questa pure sta questione che mi è capitato per The Water a rimuginare a so o de ciacciarrai con 4 agenti è vulgata meta connota s'idea che esista da prima e dopo Sergio Azzeni. Io penso che sia appropriata
come tinai, a utilizzare su trabalho de Azenio paghe documenti a luogo geografico, letterario sardu, a ragionando in moi che appunto so a 30 anni che Azenio non c'è pruso e teneo se più manus de isso in qualche maniera deo de sicuro forse potevo aggiungere altra cosa pure pensando a Simporto è stato un anno. Io credo che sia stato in italiano narrado su l'uomo giusto al momento giusto. Non l'unica che non vi ha stato isso ci vi ha stato anche altro. L'unica però che ci funti tutto una serie di elementi che avanti pensare che sia stato su scrittori perfetto in Sardegna in quel momento poteva fare upgrade alla letteratura sarda. Poi questioni generazionali, de fortune editoriali. Poi tocca da noi questo puro. Cioè, io sei stato bravo, anche in qualche maniera fortunato pure. Poi su talento suo, a un certo punto è stato connoto. Poi capita pure in sa vita che tu sia stato bravo meda, ma che po una cosa o poss'altra non arriva, se noi mancai e sta depi spundi. Ma sa vita è custa. In qualche maniera potevo dire che sa vita è stata ammaricosa con Sergio Azzeni, poi questa vita sua si è firmata che ha via di gioco, pago più di 40 anni, bai e cicca, ita si poteva regalare ancora un scrittore come isso. Poi pure io penso sempre che poco menti da più deo, sa massima possibilità di un scrittore, a differenza di altro tipo di artista, posso gusto mio si colloca quando un scrittore è in mezzo ai 40-60 anni. Poi ha accumulato esperienze sufficienti per pondessi bio del mondo e te ancora energia. Mancai potevano in gioco con operazioni mannas, stratificate. E da questo punto di vista passavamo sulla terra leggera e queste operazioni stravanate, di grandi complessità, di grande gusto, di grandi qualità. Prima tu vi sta a ragionando e vi sta narrando quanto è stato di importo questo libro, questa vita tua. Sono consapevole di questo. Devo questionare me con due amica mia stimata che non c'è pruso che conosci, io sta conosciuto tutto i pure, di sicuro, che vi ha Michela Morgia, che vi ha una grande appassionata di Sergio Azzeni. Ma dici che via rende sono 40 anni, so accumulare esperienze, prima di cominciare a scrivere qualcosa, e via pensando proprio a isso, non da Ponau, e poi da mento vada due, però via pensando proprio a isso, che a Ponau, finza sissa, a so 35-36 anni, so, abbogato proprio su mezzo romanzo suo, no? Che poi me ne acaba sempre sa acabadora. Certo. Però tappo segao, scusa, ti queria andare che via pensando pensa no, poi Issa via media indipendentista, no, d'uscisi. E Issa mannao abbiamo fatto proprio un'intervista di un libro di conversazioni e sta ragionamento movia da e utilizziamo essa letteratura, essa politica, poi ci chiede comprendi come ti da pensare su noso sardo, su può danai gruzza e può dare esemplificata a meta. E issa maragoduta mi hanno non tesi idea de canto amigos indipendentistas mantinavo che si funti fatto su indipendentistas dopo a essere ligio con un libro e do da comprendo questa cosa. Non sono mai arrivato a nai o a pensare di adesso che Azzeni vessi di un indipendentista ante litteram, no, in suo senso rispetto all'indipendentismo 2.0 degli anni 2000. Io sono da bivio questo mondo, potevo fare tutte le congetture che io vedo. Devo più a intro una visione politica meta particolare a Azzeni, devo tipo più libertario, poi c'è questo elemento cattolico, cristiano in questa vita sua, poi a un certo punto isso serra con questo mondo comunista, appunto prima che isso via figlio di questo mondo, c'è una definizione icastica che isso dona da questa persona sua in un librigetto fatto con un amico nei anni primi anni 90, narrata
qualche cosa come Sergio Azzeni, cagliaritano, quarantenne, anarchico e vagamundo. No, questo è il ragionamento, cioè, questa questione politica è una bella questione a intro su traballo de Azzeni, ma non è mai stata una cosa di avere di importo con me. No, ma Vince Spommetti, no, la verità non penso di essere diventato indipendentista che a Poletto passavamo sulla terra leggeri. Sono diventato forse sì prus indipendentista, sempre a cudedata da che no, va 20 anni che a Poletto passavamo sulla terra leggeri e andava bene. Non mi aggrada dati no personalmente a narrare cosa tipo no, ha descritto questo romanzo che giochia in conca una idea indipendentista che non penso isso secondo me è via di uno a vero che giochia di idea e giochia di ambizione manna come di scrittore tu da now è giusto a riconoscere che queria descrivere cose di importo, queria descrivere cose che lasciavano arrasto, che lasciavano idee in giro in Sardegna, ma pensa se sul mondo non ti dimentichi che Sergio Azzeni ti stava portato in mezzo all'imbasa e passavamo sulla terra leggeri e tutto e ti stava portato pensa in arabo. Non è una cosa di poco importo questa, cioè vado un professore che è in Genova come ma che prima traballava in Castello e che è scogliuato pensa con una sarda che si dal letto e ha deciso di girare in arabo, questo egiziano ha deciso di girare in arabo, cioè che narrare chi bada in questo romanzo cosa di importo, ma non possa Sardegna o Pocà, Giacomo Castio, Alessandro Columbu o Michela Murgia devono comprendere che la Sardegna è una nazione che cioè questa sono cose che da confronto questa mania e importanza di un romanzo come passavamo sulla terra leggeri secondo me poi non sono d'accordo però nada metazente nada chi va finza su una narrativa sarda antica chi su a segau o chi su a cambiare un su questa narrativa che qualcuno azzerreò si scraria della sfodelo, posso che non conoscono questa parola, e invece è una narrativa nuova che impetta di una lingua lirica, poetica, incherta proprio da persa letteratura sarda sul mondo. E forse sì, non è bada sì, Sergio Azzeni, danzirao in mezzo all'imbasa, che, ripeto, fai da sul mondo, è riduttivo. Poi noi scommente sardo lo leggiamo scommente sardo non fa che diventare appassionato di storia sarda, non fa che diventare di una idea politica o esattera, però è sta vero o via da uno che questiona da sul mondo. Certo, e aggiungo una cosa a questo che se ne rendi. Questo libro ma esatto pure prima di Azzeni fonti bellus e de importo e si che a fare innamorare littorisi di ogni tipo poi ta fonti librus de uomini che finza a s'ultima di dessa vita sua a traballao a intro dei librus non scetti dei librus susu ma dei libri dei atrus in questo senso che in cussannus posi mantenni Sergio Azzeni in s'ultima parte dessa vita sua faria su traduttori da traduce un meta del librus pro de uno critico un'ara che in cuda epica sarda che in qualche maniera Azzeni si inventa c'è su traballo de un scrittore che si serve a Patrick Chamoiseau che aveva de un'isola caraibica creola e Azzeni traducendo un libro di affragao tutto usciacumano de cose che avvianta affinisi a su mondo su una che ha fatto un trapianto de su che ha comprendio de seppica inventata de Chamoiseau nei Caraibi a intro de su mondo sardo mediterraneo. Questa è la cosa che vuoi fare in mano scrittori e è quando te sa consapevolezza che sul mondo è mano e che ci vuole esperienze affini e modo di contare che tu puoi piccare e portare in due altri luoghi che mancai sia da su tu come in questo caso su e questa è una cosa bella meta ma tu vuoi fare scelte che tu vivi sia dentro dei libri su ripetenai. Ma su legame con America Latina, su beh, finza poca cattera cosa, secondo me, che qualcuno ha nau chi
stile di Sergio Azzeni via di un realismo magico che potremmo assimizzare ai scrittori e commenti a Gabriel Garcia Marquez, che poi è più famoso, più sconosciuto come realismo magico. A me non mi aggrada a me da questo paragone, ma tu intendi pesa. Questa cosa sa più paghetto su chi fermo cercando de nai pagora vai. Azzeni ia ligiu meda e poi traballo fadia su traduttori. De sicuro isso conoscia Garcia Marquez, conoscia Alvaro Mutis, conoscia tutti scrittori in Mannus e de sicuro facendo questo traballo de traduzioni e brintau a intro s'officina de scrittori e da furau si che disrepia e tu già uscisi poi questa cosa più nobile che possa fare un artista è antifurai su che disrepiti del suo mondo dei esatto su dove da sempre pensata di Aici poi non è furai questo è pigai su chi disrepiti è altra cosa poi questa definizione di realismo magico è troppo restrittiva cioè questo tipo di magia secondo me no, può stare proprio a etimologia dei Suedus non è a esci fotti sul mondo de Azzeni de sicuro da picao de ogni luogo da picao pure questa tradizione sarda io mi ricordo in una bella intervista che quando prima del Morri di hanno domandato ma quali è l'influenza romana de su Sergio Azzeni scrittori sanno l'influenza romana è Zuppadori che via do vaghetto o a come dire un gioco però fiada o a maniera vonai che isso via beni consapevoli del suo mondo letterario e in questo caso teatrale puro della Sardegna del suo Novecento. Beh, in questo caso tanto con la morda è chi ha influenzato Azzeni a Satterandale, cioè chi è stato influenzato da Azzeni che se ne va che lumene se questi scrittori chi è scrittore chi hanno copiato a Sergio Azzeni mancari o ti faccio come te pregunta se ne va che lumene sempre ma cada scrittore e scrittore chi hanno copiato a Sergio Azzeni secondo a te mancari non essere un attretto de capacità de conca proprio de copiare. Beh, nomini ti di posso fare appunto e funti nomi di persone che mi funta amica che conosco bene e che scio perfettamente che Sergio Azzeni poi isso su estetio una figura di adero umana ma de Francesco Abate a Michela Muggia poi di ho questionato in più de occasioni cioè su traballo che ha fatto Azzeni è stato fondanti non scetti poi i scrittori che hanno voluto arrivare dopo su ma in qualche maniera pure voi scrivi voluto arrivare su con isso o prima pure io mi ricordo a questionato con Sergio Azzeni con Giulio Angioni a questionato de Sergio Azzeni con Marcello Fois e d'ognuno con sfumatura sua du considerata e du considerata o scrittore in mano o a figura caccesti proprio e poi questo ragionamento di chi ne dà di copiao questo è un fuoco che mi piace più spago mi piace di più pensare a chi ne dà furao che anche cosa che distribuita ed io credo che un scrittore bravo come Francesco Abbati de sicuro in suo traballo su de cantori de Castello da considerare di avere un meda su traballo de Azzeni poi te stesso non tanti su primo ma su probabili a andipicai tutte le tecniche contemporanee può contai un logo tornai in questo caso Castello che non via stetto e ci contavo tu uscisi che finza dai anni sul 90 la città di Cagliari fia pago contata fia meta più facile a contare sul mondo pastorali o sul mondo dei massaius tu pensi appunto a fammi sonare di prima ma grazie a lei da Giuseppe De Sì sa cittadi e in particolare sa cittadi de Castello pare che non esistia e invece esiste sta vero e questa è di sicuro una cosa che Azzeni ha fatto pro teatro su andiponni questa città di aici manna, aici bella, aici complicata, aici bagassa a intro dell'immaginario dei scrittori, dei lettori sardus e non scetti sardus. yeah.
Bello. Ascolta, ti faccio un'altra pariga pregunta sa, e poi ti lascio che siamo illonghiande. Un amico mio mannau che secondo su Bellar Mariposa non è finito, este incompleto come te romanzo, è una cosa che sai ha cominciato che non l'acabare, ma a vero è tu tende pessas. Cioè adesso li pare che sono i tre o battono bozzasa, però non sono finita sa. Sta questione che ha pinteggio di lavoro per due volte. Su che devo marragodo è che isso dia mandato in lettura a seditoria cosa sua. Gli effetti poco menti funzionanti a questa cosa è probabile che fiada inghizzandi o a dialettica con seditori per questa operazione nuova. Poi però si c'è posta a morti in mezzo e questa possibilità di designio o al ragionamento, no? Che è normale, editori, editors e scrittori fanno un lavoro di triangolazione che può durare mesi sicuro e a volte ancora più di mesi sì. E in questo caso questa cosa si è serrata, però sul gruppo Sellerio gli ha deciso che di balli a Savena di pubblicare i commenti esti e hanno fatto bene. Poi questa cosa che a me mi sorprende di Bellas Mariposas che esti de sicuro minori commenti a callitati commenti da Biudeo confrontata con il romanzo primo è però da un punto di vista linguistico questa cosa più fresca che è stata fatta in Sardegna in quest'anno sa gente si sta Originale. macchiata ed io sono stato uno dei gudo picciocco soprattutto da Puliggio sul 96 con un libro come no crea no è una cosa troppo bella abbiamo due tipi di scrittura capodia di mezzo slang italiano sardo fantasticherias de autori e ci dava dire andivai però operazioni coesa forti con questo conto des periferias che aveva frisco poetico bello da un punto di vista della picciocchedda cioè gli ha da zeccare tutto in quelle operazioni e mancai su conto che tu di bogas sa lingua in cui contigedo non è che ci sia meta ma questa cosa magnifica è che Isu ha inventato una lingua che in qualche maniera già esisteva ma non ha ancora attento dignità letteraria e per questo che quell'opera è strabiliante. Forse su bello è proprio questo però pensando, no? Che proprio chi hai da inghizzao come Tannao 2 a ragionare con su editore, a proporre cambio e tutto e poi a dell'umano si che è morto però è sta barra una cosa che magari chi via da metà magari l'editore dagli ristetti una ma questa lingua cambiata e non pensa questo voi non pensa questa lingua castellarda poi non rischiamo no è sempre what if come te vi andate due pagola vaghe però posso aggiungere una cosa Alessandro però questa è una cosa che posso aggiungere poi conosci questo tipo di dinamica Sergio Azzeni con questa operazione si via ponendo in due arrasto in due nutretto che aveva cusso praticato de Camilleri infatti i due si presenta a me da Camilleri Azzeni ma che non si conoscente de persona ma si conoscente con traballo poi da niente su Mattessi editori Sellerio fia in quel momento editori de uno e de satro e per questo puro che devo credo che a Sellerio castiata con curiosità questo picciocco Azzeni che aveva inventando a lingua che Camilleri via muovendo proprio in questo anno anzi non mi da sorprendi che il suo lavoro di Azzeni in qualche maniera ci via da un'ispirazione linguistica piegata de gudo siciliano inventato potevo ma fatto pure de slang de varianti linguistiche che Camilleri vi ponendo in gioco e questo torna a vantaggio del suo che abbiamo sonato di prima che Azzeni via da scrittori a intro del suo mondo letterario che conosceva bene su chi si via muovendo in quel momento ma infatti si chiedeva tornare proprio a suo fatto che via di un scrittore
tu annau chi leggi a meda, chi fia da traduttore puru, a Savine si abbadia su contesto, abbadia pure su contesto dei scrittori che scrivono in italiano, e in questo anno che si comincia a lasciare un pago a palasa questo italiano in standard, non solo in sa letteratura, ma pensa di sul film, pensa di sa telenovela, in cali sia cosa, sa limba locale se chi forse proprio in su momenti noi che la film perdende puro, cominciano a entrare, cominciano a tenere dignità letteraria puro, dignità cinematografica e tutto. Torniamo sempre su conto che da ponare la nouvelle vague del cinema sardo e in cui cominciano a essere film in sardo, cioè Arcipelaghi di Giovanni Columbu, Tutto torna, Ballo a tre passi su un film in bessa limba sarda belle in cada scena Savine e Sergio Azzenieste forse in questo filone a musannarre. Ascolta, un'altra pregunta. A pochissimo sempre risapuntata giù presso il cinema de girare libroso e delle vaghe film si leggono un romanzo uno e denaro resciuca bello sto romanzo spantoso vero paghiamo su un film puro no a Savine penso che sia va sempre questo istinto no in certa gente penso chi ha da agganzato il nome della rosa e ha fatto un film poi me ne una persona in macca cioè per tenere problema mentale sposi pensare di pigliare un romanzo e di girare in un film eppure un stessi un film che a me è magari la macchiatura su romanzo puro ma su film è bello davvero. Abbiamo ragionato di questa cosa con Tore Cubeddu e siamo arrivati a comprendere che a volte mancare uno può tenere questa idea di girare un romanzo in film però non fa che vuole troppo dinare, vuole troppo tempo, non vada non besu tanto, non si fa che il suo libro di Sergio Azzeni tende a stue fantasticando esempio no, a inventare quale potrebbe essere un romanzo teso che ha descritto isso che potremmo girare e andare in un film questa questione spaziosa più che pratica. Beh, dopo sempre pensavo che Apologo del giudice bandito, su primo libro, questo ambientato in Sardegna e in particolare in Castedo dei spagnoli del 1492, è potenzialmente un film perfetto a sa Robert Altman. Tu hai presenti Robert Altman? Che è questo regista che ha fatto cose a Manasa, più che tutto negli anni 70, 80, 90. Ci vedo un film, quante si dice America Oggi, mi pare. Ci vedi Tom Waits pure come attori. E che mi ha raccontato bene via da un film che andiamo picau Altman de contos de Raymond Carver, bravo scrittore americano. Insomma, su chi va da Altman, poco momenti da Biudeo e su chi ha fatto Azzeni in sul libro. In suo senso che con un libro non tedi di adere su un protagonista. E commenti che sta telecamera inghizza a sta telecamera da tenere in noi aranti e poi sa facci due, sa facci mia che sono questionendi. Poi a un certo punto tu ti alzi e andas a piegare su caffè e sta camera si da tu capi che sa su caffè e in questo momento brinta la mamma tua in cui e sta telecamera si di sa su conto de mamma tua e questo libro de Azzeni è fatto in cuda maniera si muovidi in sa primo vatti più che tutto e ti vede un affresco bellissimo di questa Sardegna che non c'è pruso ma che c'è sempre. Poi c'è punti i ricchi e i poveri, c'è gente buona e c'è punti i ladroisi, c'è punti femmine che si arrangiano come i ponti, c'è punti femmine tosturrude che hanno timidi a usare su corteddu. Insomma, c'è questo mondo che è su di noi e che si racconta in una maniera che a me mi piace e di questa operazione mi affascina l'idea di contare questa Sardegna di 500 anni fa e poi noi otteniamo pago conto cinematografico dessa Sardegna del suo tempo passato e questo mi da pratica. Certo, se la potevi fare operazioni di questo tipo poi passavamo sulla terra leggeri ma c'è tanto di godo di noi poi fai un film di godo un libro l'Apologo forse se lo paghetto per una produzione più attretto de che taredinare dai ascolta noi poi Deo in questo podcast vedo sempre a suo ospite di consigliare qualche libro
poi siamo faedante dei libri a Savini, dunque sono libri che consigliamo sono romanzo di Sergio Azzeni. A chi non lo sa letto, Sidoro de Pellegre, compiti a casa, no? De Pellegre, apologo del giudice bandito, Bellas Mariposas, passavamo sulla terra leggeri, il quinto passo è l'addio, e finza so scontigeggio su chi hanno, no? Chi hanno fatto isce a muzzere. Però a volte finza al libro non credo tornare il libro supra l'opera di Sergio Azzeni, però magari a un libro chi due che scossizzare a suo ospite che di braginti, che pensa che possono aiutare la gente finché a comprendere tutta la questione di te via Sardina in questo anno o di te via la letteratura in questo anno, si ha qualche idea naramitu, se non ti viene in conca come in questo momento non fa che nulla, mi inviare un messaggio e mi donarasa. E poi ti devo fare un'ultima pregunta e poi acabamos. E il libro su punti d'uso, su che ma la pratica più gente possibili leggessiti. Uno punti gli scritti giornalistici di Sergio Azzeni, un traballo bello di adero e manno di importo che ha fatto Gigliola Sulis, che devo credo sia sa critica più autorevoli. Traballa in Inghilterra e Sapporo, in Leeds mi pare traballa. Bravo, esattamente. Che ha fatto un traballo de raccolta de tutto su chi ha scritto nei giornali. Questo è un libro, è fonte due libri su volume 1 e volume 2 di adero utili non c'è tipo comprendi come ti sul laboratorio dei noi arribada sul traballo dei scrittori dei Azzeni, ma pure può comprendi la Sardegna dei trasformazioni dei anni 70-80 poi il primo cosa funti de Savini de Saccapo dei anni 60 fino dai anni 90 io so assigio sempre a scrivere a pizzo dei quotidiani e dei rivistas e di essi di in filigrana un'idea di Sardegna bella e sempre più spago con nota poi vivevo tempo su diadero differenti rispetto a questo ma se ho figlio su de gusto tempo su certo perché de comprendi oggi questa è la cosa più giusta è stato un libro sempre un'operazione fatta da Giuseppe Marci altro grande Giuseppe Marci e Gigliola Sulis credo che siamo d'accordo perché tu su punti sprumano su conoscitori del suo traballo di Azzeni. Marci ha fatto un traballo molto interessante e ha pubblicato questa corrispondenza epistolare tra Sergio Azzeni che andò via da fuori della Sardegna e Umberto Cardia. Umberto Cardia è stata una figura manna del partito comunista sardo che aveva sul mondo del suo babbo, di Sergio Azzeni ed è altro de gente che ha combattuto, che ha conosciuto Gramsci, poi non è Saccappio, poi sta su questione di questa generazione de meso tra Gramsci e Sergio Azzeni. Umberto Cardia è stato uno dei sprumannus. È considerato perché da fille anima Sergio Azzeni. E quando Sergio Azzeni patti di poi vagabondaggio in mezzo a Europa, dimandava però litteras a Umberto Cardia. E Umberto Cardia da rispondia, da piccavo a bella vatti di questo epistolario e c'è un libro che mi pare che si chiama di proprio caro Sergio, carissimo Umberto, che è proprio su Sincipit, no? dei litteras che si mandanta. E dona da questo puro elemento su può comprendi sa ricchezza, sa complessità e pure sa normalità. Per esempio, questione di Dovicioco, di 30 anni, che a un certo punto narra, ma dove ci faccio in noi in Sardegna? Piega e pattiti, canti di conoscevo da dieci. Forse devo pure, se ho stesso su questo tipo di vicioco in qualche momento della vita nostra. Non date più normali potevano, no? Però è bello a distanza di tempo a riflettere pure come ti sei comportato gente più umana di noi. Ma Vinza può conoscere si storia sta Sardegna, perlomeno come hanno due pure, può conoscere si storia sta Sardegna di questo anno per mezzo forse sia a cominciare da un libro coi tesi naraiana questo due dei te resonavano in litteras a Savine Vinza che andiamo a fare da Gramsci in questo podcast e a fare da ovviamente desa idea politica de Gramsci, de Poiter sconnoto, de Poiter fammato, però a Savine uno penso Vinza si non è sardo, Vinza si non è mai stato in Sardegna, però che comprende su idea de Gramsci si la de Pellegre la biografia di Peppino Fiori si da de Pellegre sono anni 90 in Sardegna sul primo anno del 1900 in Sardegna quando io si parla da Castello cioè questa è
proprio parte dessa formazione di Gramsci, ma parte proprio vinzare dessa idea sua. Non ha che uno non può comprendere a Gramsci sino dal letto, ma lo comprende mezzo, di sicuro si legge la biografia di Peppino Violi. Dunque, ti torno grazie per questo libro che noi abbiamo lo sponso in descrizione, commenta sempre che la gente si lo schirca da scurta. Tu ti squadra tifasa. Castello. E a Zeni a Beroena che via Juventino. Cazzo, non riuscivo a essere verità. Persona che non mi frega manco nulla, nel senso che devo tifo Castello poi mi pare che sia una cosa bella che sta squadra del sul luogo in cui vivi si dà una soddisfazione a sta gente, però devo a Picciochetto giocavamo a pallone come a tutto, ma in suo tempo mancai tenga ancora simpatia poi il mito su de quando avevamo Picciochetto, ma andavo a piccare di tengo o schifo a in mano di tutto questo dinai, di tutto questo mondo che noi abbiamo fatto del sport che per me uno può ti fare su cazzo che odio, non mi muovi manco anda bene. Sa con tierra a Zeni Juventino e finza sa Gramsci Juventino che abbiamo stoccato in questo podcast da Serramos e basta, non ne teniamo il menosprezzo di questi due uomini già mancare essere nei Juventino, sono brullande ovviamente, però posso aggiungere ora che vemo o torinesu femo de sicuro torinista questo è pago ma sicuro. No, sono brullando bene, ti torno grazie per questa bella ragionata che abbiamo toccato mille cose, abbiamo questionato delle persone, ma abbiamo questionato del libro, mantenendo per me sempre questa questione sopra di un livello, no? Che è via di isso, ma l'importanza adesso è un libro suo e dunque penso l'una sempre, no? Leo ha imparato un montone di cose ascoltando la risposta tua, ma spero pure che i che ascoltano questo podcast abbiano imparato un montone di cose su Sergio Azzeni, chi non l'hanno mai letto abbiano sviluppato un interesse, una curiosità all'uleghere e dunque si andava a carattere e andrò via sano, grazie. Andiamo a trasmettere, è stato un piacere. Ciao Alessandro, ciao. Has ascoltato Contanos, un podcast che pertocca cale sia questione di interesse. In sa descrizione di questa puntata accattate a capios e ligamenes pro conoscere meglio questa questione e finza a sul riferimento a sul libro che ha cosizzato l'ospite in questa puntata. Questo podcast l'ha fatto Lisandro Columbu con Sazzuru de sos ospite e via. Tenete bosconto e adiosu.